opportunità che danno le nostre imprese. In questi anni di crisi, che è stata dura anche per il Veneto, non solo per l'Italia, noi siamo usciti cercando di cogliere quelle che sono le opportunità, soprattutto dell'export, per capire cosa volevano i mercati internazionali, ma anche abbiamo colto l'occasione per innovare le nostre imprese. Le imprese, diciamo, anche se piccole, hanno cercato di mettere al proprio interno sempre più strumenti tecnologici, sempre più digitalizzazione, ma cercando anche di cogliere quelle che sono le nuove opportunità dei mercati internazionali e cogliere quelle che sono anche le necessità che servono al nostro Paese. Ecco, noi oggi ci troviamo proprio per portare avanti un progetto che da anni lavoriamo insieme, per far capire che le nostre 3 regioni sono 3 regioni trainanti, però questo non è sufficiente se ci mettiamo a collegarci con quelli che sono i lender di nostro riferimento tedeschi, dove loro stanno camminando molto di più di noi siamo ancora che stiamo arrancando, il PIL diciamo così in generale il nostro va bene, ma il loro va tanto meglio, e questo ci penalizza. Dobbiamo fare ancora un passo di qualità, e questo lo dobbiamo fare se anche il nostro governo ci dà una mano per implementare quelle che sono le nostre possibilità nei mercati esteri, ma anche nel mercato interno, perché avendo un PIL basso il mercato interno è fermo anche nelle nostre 3 regioni, e il piccolo artigianato e l'impresa che vive sul territorio è penalizzato.